Eder. Mac Pallister. La foto mostra una scena che a prima vista può sembrare un fotomontaggio, ma un'analisi attenta risulta essere assolutamente reale. Il dettaglio decisivo è la mano della persona che si intravede chiaramente tra i raggi della ruota posteriore della moto. Questo elemento non può essere stato inserito artificialmente senza un lavoro di editing estremamente complesso e preciso, che qui non presenta alcuna delle tipiche tracce di manipolazione digitale. La presenza della mano in quella posizione dimostra che la persona si trova realmente dietro la moto al momento dello scatto. L'illuminazione è perfettamente coerente su tutti gli elementi dell'immagine. La luce colpisce sia la moto che il viso, la giacca e gli occhiali della persona con la stessa intensità e direzione. Non si notano doppie ombre né discrepanze luminose, che sono spesso indizi di montaggi fotografici. Anche la nitidezza dell'immagine è uniforme. Il motore della moto, i raggi della ruota e il volto del soggetto sono tutti a fuoco, suggerendo che si trovano sullo stesso piano visivo. Questo rafforza l'idea che si tratti di una fotografia scattata dal vivo, senza inserimenti digitali. Non ci sono artefatti visivi, né scontorni maldestri, né difetti nei bordi delle figure. I margini tra il corpo della persona e la moto sono perfetti e naturali. Inoltre, lo sfondo contribuisce a dare credibilità alla scena. La strada bagnata, le auto in lontananza, i cartelli stradali e la vegetazione hanno una continuità logica e coerente. L'effetto sorprendente, quello che fa sembrare la persona quasi parte della moto, deriva esclusivamente dalla prospettiva. Il corpo della persona si allinea in modo tale da fondersi visivamente con la parte mancante del telaio. È un'illusione ottica perfettamente riuscita, ottenuta con un angolo di ripresa intelligente. In conclusione, non si tratta di un fotomontaggio, ma di una fotografia reale, costruita con attenzione e consapevolezza, dove la prospettiva e il tempismo creano un effetto visivo curioso ma assolutamente autentico. Non è un segreto perché Ezio Denti ha sempre detto che secondo lui il colpevole non è Luis, facendo capire implicitamente che pensa più a Loris. Però la novità in questo caso sarebbe che con le registrazioni di cui è in possesso, quelle in cui Manuela racconta, potrebbe dimostrare che quanto poi Manuela ha affermato nell'incidente probatorio non trova conferma. Piombino. Un ritrovamento raccapricciante ha scosso le acque dell'arcipelago toscano. Nel tratto di mare compreso tra gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, a poche miglia dalla costa orientale dell'isola d'Elba, sono stati recuperati i resti di un essere umano in condizioni gravemente compromesse dalla lunga permanenza in acqua. Il macabro rinvenimento risale al primo pomeriggio di venerdì, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. A lanciare l'allarme è stato un diportista che ha notato un corpo galleggiare in superficie e ha prontamente contattato il numero di emergenza in mare, il 1530. La sala operativa della Capitaneria di Porto, valutata la posizione segnalata, ha inviato sul posto una motovedetta della Guardia Costiera di Piombino, che ha raggiunto la zona indicata per effettuare il recupero. La scena che si è presentata agli occhi dei militari è apparsa subito drammatica. Il corpo, ormai irriconoscibile, si trovava in uno stato avanzato di decomposizione ed era privo dell'intera parte superiore. La gravità del deterioramento ha reso impossibile, almeno per il momento, anche solo stabilire il sesso della vittima. Gli unici indizi visibili sono rappresentati dagli indumenti che ancora ricoprivano parte del corpo, pantaloni e scarpe, che potrebbero fornire elementi utili all'identificazione. La Capitaneria ha subito informato la Procura della Repubblica di Livorno, che ha disposto il trasferimento della salma alla camera mortuaria del cimitero di Piombino. Qui saranno eseguiti i primi esami necroscopici, dai quali si spera di ottenere informazioni utili per risalire all'identità della persona e alle circostanze della morte. Tuttavia, al momento, si naviga nel buio. L'ipotesi più probabile è che il corpo sia stato mutilato dalla prolungata esposizione all'ambiente marino, verosimilmente aggravata dall'azione dei pesci. Questo scenario purtroppo complica enormemente il lavoro degli investigatori. Non solo l'identificazione appare ardua, ma resta anche del tutto ignota la provenienza dei resti e il motivo per cui quella persona si trovasse in mare. Nelle prossime ore gli inquirenti procederanno con analisi specifiche sui frammenti recuperati, incrociando eventuali dati utili con le denunce di persone scomparse
nel tentativo di dare un nome e un volto a quello che al momento è solo un inquietante mistero riaffiorato dalle profondità del Tirreno. Una tragedia ha scosso Messina nella giornata di lunedì 16 giugno 2025, quando una donna di circa 40 anni si è lanciata dal balcone del primo piano della sua abitazione nel quartiere Santa Lucia, sopra Contesse, stringendo tra le braccia la figlia neonata di appena 3 mesi. Il gesto è avvenuto intorno alle 13 ed è stato notato dai vicini, che hanno sentito urla provenire dalla strada e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti, assieme alle forze dell'ordine. La madre e la bambina sono state trasportate d'urgenza in codice rosso al Policlinico di Messina. Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito disperate. È stata ricoverata nella terapia intensiva neonatale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Ma dopo alcune ore la neonata è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Anche la madre ha riportato diverse fratture e si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso dalle prime indagini e dalle testimonianze raccolte nel quartiere, la donna, una casalinga alla sua prima esperienza di maternità, stava attraversando una profonda crisi depressiva postpartum. I segnali del disagio sarebbero stati presenti già da tempo, ma non si era mai verificato nulla che potesse far presagire un gesto così estremo. Il compagno della donna, un operaio di 45 anni, si è precipitato in ospedale dopo aver appreso quanto accaduto, distrutto dal dolore per la perdita della figlia. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica, che hanno eseguito i rilievi tecnici. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se il gesto della donna sia stato frutto di una lucida volontà suicida o se possa essersi trattato di un gesto impulsivo dovuto a un crollo emotivo. La casa della famiglia si trova all'interno di un complesso popolare noto come 6 Stelle, una zona periferica dove la famiglia viveva in modo apparentemente tranquillo e riservato. L'intera comunità è rimasta sconvolta dall'accaduto. I vicini parlano di una donna silenziosa, dedita alla casa e alla figlia, che non aveva mai mostrato comportamenti preoccupanti. Gli inquirenti stanno ascoltando parenti e conoscenti nel tentativo di ricostruire il contesto psicologico e familiare in cui è maturata la tragedia. La morte della bambina e le condizioni gravi della madre riportano al centro dell'attenzione il delicato tema della salute mentale nel periodo postpartum, troppo spesso sottovalutato e privo di un adeguato supporto sociale e sanitario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.